Sì? Dopo Giovanni, sinistra Piave.
Sistema passo. Avanti, marcia! No, 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 no. Allora, la faccio qua. Sarà anche più Buongiorno Italia! No. Insomma, c'est moi. Dopo dice come? Manca appena però,
Neanche una bandiera. Ciao. Ciao Gianna. Ciao. Gianna, ci hai guardato bene, mi raccomando. La mattina che io lascio un tavolo per casa vai.
arriva. Dopo si vede l'indirizzo e iscritti. L'indirizzo. Anche a quello lo vedo che non lo va anche come che facile, che facile. Sì, fate più figli. Dai, io mi metto qua perché devo stare qua. Ma cosa fai qui tu da solo in ripresa? Ho cambiato il nome, se non sarei avanti a te. Lo so. Ti ho messo con calma. Ah, benissimo. Picking her up. Too bad, it's on back. Mike must come back. Somehow to be there. Oh my goodness, that was like a weak ass throw down. No shit. Green chick. Hottest chick you ever want to see. And they had a Hamilton out of the Lee jersey. Oh, they had almost jersey. Cercate di mettere il piede sinistro.
Brava! No, guarda qua, guarda qua. Vada sempre non lì. Sì, dopo di noi c'è ancora Adesso vai a tapare quelle altre. quello delle Benemerite, che nel Veneto sono costituite in 62 gruppi.
volontariato e della protezione civile sono un po' il fiore all'occhiello della nostra associazione. Sono intervenuti, anche se giovani, sono intervenuti dappertutto, dal terremoto dell'Aquila all'alluvione del Veneto, al terremoto in Emilia-Romagna. Sono presenti nelle nostre comunità ogni giorno, a fianco alle autorità locali per supportarle nella vita quotidiana delle comunità. Ecco, anche Belluno, che è sorto da poco, annovera un gruppo di volontariato e protezione civile abbastanza evidente. Qui abbiamo il Presidente della Regione Veneto, il quale sa con quale devozione l'Associazione Nazionale Carabinieri ha contribuito a creare una colonna di pronto intervento per le eventuali emergenze non solo nel territorio regionale ma anche nel territorio nazionale. Ed ecco, a chiudere la sezione di Belluno, i padroni di casa. Ecco, falli accomodare di fronte al palco, bello. Salire sopra lo scalino. Allora diamo inizio agli onori ai gonfaloni medagliati. Schieramento, attenti! Onori ai gonfaloni decorati.
Schieramento, riposo. Adesso Schieramento, riposo. Adesso il generale comandante dell'interregionale dell'Arma dei Carabinieri, accompagnato dal generale Anibaldi e dal generale Mezzavilla, comandante della Legione, passerà in rassegna lo schieramento dei radunisti. Prego. Saluto della città di Belluno a tutti i presenti, alle autorità civili, militari, al Presidente della Regione e a tutte le persone che oggi hanno voluto essere qui in questa occasione nella nostra città. La nostra città è particolarmente lieta e onorata di ospitare questo importante raduno e lo siamo non soltanto perché siamo contenti di vedere così tante persone nelle nostre piazze, ma anche e soprattutto perché con l'Arma dei Carabinieri dobbiamo sottolineare il profondo rapporto, il profondo legame tra la città e l'Arma dei Carabinieri. Noi abbiamo nel nostro territorio provinciale, non soltanto nella nostra città, un grande bisogno di presenza delle istituzioni pubbliche, proprio perché il nostro territorio è un territorio estremamente vasto, estremamente difficile, estremamente complicato e proprio lì, in queste zone, abbiamo più di tutti necessità di un grande legame con le istituzioni e non si può dire che l'Arma dei Carabinieri non sia l'istituzione più diffusa, più importante sui nostri territori. Vorrei ricordare, mi pare che siano oltre 4.000 stazioni dei Carabinieri in tutta Italia per 8.000 comuni e questo rende l'idea di quanto profondo sia il legame proprio fra il territorio e i Carabinieri. E poi in secondo luogo naturalmente per la grande importanza che il lavoro dell'Arma svolge a tutela del cittadino e del godimento dei suoi diritti, dei diritti costituzionali, è un punto di riferimento per tutti noi cittadini e la presenza del Carabiniere rappresenta la presenza della legalità delle istituzioni, dello Stato. E a proposito di Stato vorrei ricordare il profondo, l'importante modo con cui l'Arma dei Carabinieri interpreta il proprio ruolo. Credo che sia veramente da sottolineare il ruolo di servizio verso lo Stato. I Carabinieri ne sono l'esempio. E ne sono l'esempio anche pensando a tutte le persone, e a loro rivolgo oggi il mio pensiero, che a tutti i carabinieri che nel servizio, mentre servivano lo Stato, hanno dato il tributo massimo che si può dare, che è quello della vita, e credo che lo dobbiamo sempre ricordare, perché è da qui che si vede il profondo rispetto che l'Arma dei Carabinieri ha nei confronti dei cittadini e del territorio, quindi credo che sia molto importante. E ci sono storie più o meno importanti, o meglio più o meno
meno famose di questo sacrificio. Recentemente abbiamo intitolato a Belluno una piccola via a un carabiniere, il carabiniere Giulio Speranza, un giovane che ha perso la vita durante il servizio nel servire lo Stato ed era originario di Belluno, e insieme all'associazione dei carabinieri abbiamo inteso insieme intitolare una via a questa persona. Quindi alcune storie che sono magari meno conosciute, oppure storie tanto più conosciute come quella ovviamente di Salvo d'Acquisto, che tutti conosciamo e a cui va ulteriormente il mio pensiero, non soltanto perché la sezione di Belluno è intitolata appunto Salvo d'Acquisto e quindi c'è un legame particolare, ma permettetemi anche perché Salvo d'Acquisto ha perso la sua vita per difendere gli innocenti dall'orrore nazista, e poiché siamo a Belluno e Belluno è decorata medaglia d'oro al valore militare per la lotta di liberazione, credo sia veramente importante sottolineare oggi questo grande tributo della propria vita. Io vi ringrazio della vostra presenza, grazie per aver scelto Belluno, Belluno è con voi, grazie per quello che fate ogni giorno e Belluno vi sarà sempre a fianco. Grazie. Ringraziamo il sindaco di Belluno, ma non possiamo fare a meno di non dare la parola in un'occasione così importante al Presidente della Regione Luca Zaia, che anche lui vuole portare il suo saluto. Grazie, io sarò brevissimo, però permettetemi di dire che i carabinieri, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli, lo possiamo dire questo, no? E io lo posso dire a pieno titolo, lo ricordava prima lo speaker del raduno, perché quando c'è un problema in Veneto alzo il telefono e chiamo i carabinieri. E li ho chiamati in occasione dell'alluvione del novembre 2010, 235 comuni alluvionati, 10.040 famiglie alluvionate ed imprese, e i carabinieri erano lì, arrivati tra i primi a soccorrere, ad aiutare, senza se, senza ma, senza carte, scartoffie, burocrazia, ma semplicemente riboccandosi le maniche. Quindi grazie di cuore a nome di tutto il Veneto. Non posso non ricordare anche le missioni che abbiamo fatto assieme, oltre alle esercitazioni, ai piccoli interventi, ma la partita del terremoto, che per noi è stata una partita importante, ha riguardato anche dei comuni del Polesine, della provincia di Rovigo, e anche lì ancora una volta i carabinieri presenti. I carabinieri insomma si incrociano dove ci sono scenari di difficoltà e anche purtroppo scenari di guerra, perché vanno ricordati tanti carabinieri che abbiamo nelle missioni di pace in giro per il mondo, ma soprattutto voglio ricordare anche il tanto volontariato che state facendo per il Veneto. Il Veneto è una regione dove una persona ogni 5 fa volontariato, e penso che l'anima, lo spirito dei carabinieri abbia avuto un ruolo attivo nella formazione di questo esercito della pace, che è l'esercito del volontariato del Veneto. Ringrazio e saluto, oltre che tutti gli organizzatori, e mi complimento per l'organizzazione, il signor generale Ricciardi, comandante interregionale. Un applauso lo possiamo fare al signor generale. E poi vi dico anche perché, accompagnato dal signor generale comandante regionale Mezzavilla, lo dico, li ringrazio e li saluto, perché io ho l'abitudine di alzare il telefono quando vedo delle cose fatte bene per i veneti, e devo dire che stanno facendo pulizia. I delinquenti devono andare in galera, ma per mandare in galera i delinquenti bisogna che ci sia qualcuno che li va a pigliare, come si dice. Quindi grazie veramente di cuore per la sicurezza che garantite ai nostri cittadini. Grazie signor generale. Magari prendetevi la briga quando leggete i quotidiani, cercate di leggere un po' di più e di capire quanto sia difficile garantire la sicurezza ai veneti, e se non avessimo i carabinieri che si danno da fare sul territorio, che comunque hanno questa rete di informazioni, che comunque credono alla sicurezza dei veneti, il Veneto non sarebbe. Con grande disponibilità l'invito a questo raduno. Sono felice di rendere omaggio alla città di Belluno e porto alla città di Belluno e a tutti voi il saluto del Presidente nazionale, rammaricato di non poter essere qua, sarebbe venuto volentieri
anche perché, forse non è il caso di ricordarlo perché tutti lo sanno, è stato comandante interregionale a Padova e quindi aveva nel territorio ovviamente anche Belluno. Adesso cediamo la parola al colonnello Tullio Latina, ispettore regionale del Trentino Alto Adige dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Buongiorno a tutti, signor Sindaco di Belluno, autorità, signor Governatore del Veneto, autorità civili, religiose, militari e colleghi in servizio di ogni ordine e grado, carissimi soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri, gentili signore e signori qui presenti, oggi Belluno è in festa, ma non riferita a rituali ricorrenze, bensì all'unione dei 3 ispettorati regionali dell'Associazione Nazionale Carabinieri Veneta. Trattasi di un gemellaggio che, con tutto quello che esso comporta nella preparazione, costituisce un validissimo strumento di unione e di cooperazione tra sezioni. È con profonda soddisfazione ed una certa emozione che prendo la parola per salutare un evento che costituisce il coronamento di un'attività particolarmente intensa per i soci volontari dell'ANC Veneta e ricca di soddisfazioni personali per il loro ispettore regionale. Viva la città di Belluno, viva l'Associazione Nazionale, viva l'Italia! Passiamo la parola al generale di Corpo d'Armata Michele Ladislao, ispettore regionale del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno a tutti. Oggi Belluno ha scritto e vive una pagina della sua storia, della sua lunga storia. Grazie per questa iniziativa, grazie alle autorità che hanno consentito, mi riferisco in particolare all'amministrazione comunale, per aver consentito questa realizzazione. Grazie a tutti i presenti, alle autorità civili, militari, religiose che sono intervenuti e alle altre organizzazioni armate di questo Paese, le forze di polizia. Vedete, 3 regioni oggi hanno voluto convergere qui a Belluno, 3 regioni profondamente diverse, con peculiarità specifiche, ma accomunate da un senso di patria che possono effettivamente vendere a chiunque. Questo senso dello Stato, il patriottismo, sono l'elemento che unisce questo Triveneto, riportata sul giornale, sulla rivista Carabiniere recentemente uscito. Questo ministro ha detto una frase bellissima che la dice tutta: ai miei figli insegno a voler bene ai carabinieri come devono amare i genitori. Signori, il resto sarebbe tautologico. L'Arma dei Carabinieri è anche operativa con i carabinieri non più in servizio, nel volontariato generico e nel volontariato di protezione civile. Tutti i giorni, anche quando i nonni vigili fanno attraversare per strada i bambini per evitare che qualche pazzo li investa, anche quando succede una calamità, come abbiamo operativamente avuto occasione di intervento in Emilia-Romagna e prima ancora in Abruzzo, sappiate che i carabinieri sono sempre presenti. Continuate a sostenere i carabinieri anche in queste comunità, perché sono una risorsa della comunità. Grazie ancora, vi porto con questi pensieri, con questo sentire il saluto del Friuli Venezia Giulia, e oggi una vasta rappresentanza è qui. Quindi grazie ancora, grazie della volontà di intervenire e grazie per quello che sentite per i carabinieri. Siamo tutti una grande risorsa per questo bellissimo paese. Grazie. Grazie generale Ladislao. Adesso, per sottolineare proprio questo momento
questo evento eccezionale invito il comandante interregionale di Vittorio Veneto, il generale di Corpo d'Armata Antonio Ricciardi, a sottolineare proprio questi passaggi. Grazie e buongiorno a tutti. Ringrazio il sindaco di Belluno, il sindaco Mattaro, per l'ospitalità che dà oggi a questa riunione che ci vede tutti quanti qui riuniti, e ringrazio il presidente Zaia per il saluto e per le belle parole che ha detto, che mi hanno colto anche un poco di sprovvista per il riferimento personale, ma naturalmente il ringraziamento del presidente per l'attività dei carabinieri è rivolta a ogni singolo carabiniere che opera sul territorio del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. Grazie, mi unisco con loro ai saluti alle autorità intervenute, ai parlamentari, ai rappresentanti delle istituzioni. Consentitemi un saluto particolare e affettuoso al primo carabiniere in congedo d'Italia e particolarmente del Friuli Venezia Giulia, il nostro comandante generale, il generale Luigi Federici, presente anche oggi come sempre. Ma il ringraziamento più grande io lo faccio a tutti quanti voi militari in congedo, oggi qui intervenuti, numerosissimi, entusiasti come sempre, e che date luce a questa giornata che è stata anche illuminata dal sole che ci ha raggiunti, ma soprattutto grazie per la vostra presenza. E voglio con questo innanzitutto rivolgere un apprezzamento agli ispettori che mi hanno preceduto negli interventi, ma voglio ringraziarli oltre che per quello che fanno ogni giorno a favore dell'associazione e dell'Arma dei Carabinieri, anche per l'impegno per questa organizzazione che non è facile come tutte queste organizzazioni così vaste ed estese, e che è un successo anche per la partecipazione che oggi qui è presente. Cosa dire? Io vorrei cogliere di questa giornata brevemente l'aspetto della testimonianza. Innanzitutto questa presenza vostra numerosa è testimonianza della vostra partecipazione, è testimonianza dell'impegno di ciascuno e delle sezioni, è un impegno che continua anche oltre gli obblighi del servizio, ma non potrebbe essere diversamente, perché il carabiniere ce l'ha nella sua formazione quello di impegnarsi a favore delle collettività delle quali oggi voi fate ancor più parte, perché dopo il servizio siete tornati o nei luoghi di origine o siete rimasti nei luoghi dove avete prestato servizio e non potevate esimervi dal continuare a collaborare, a rendervi attivi e utili. Le associazioni che svolgono volontariato in maniera più organizzata, in maniera anche più visibile, la cui attività è stata anche richiamata dal presidente Zaia, tutti coloro che svolgono volontariato, tantissimi di voi che svolgono volontariato nelle vostre collettività, e anche l'attività che ciascuno svolge come esempio per la collettività in cui è inserito e che vi viene riconosciuto. E io questo lo dico perché andando in giro e incontrando i reparti e il personale sul territorio incontro anche le associazioni e i carabinieri in congedo e da tutti ho testimonianza dell'impegno che viene quotidianamente svolto. Un impegno che è esempio per tutti, esempio anche per noi in servizio. Noi quest'anno da pochi mesi abbiamo avuto le celebrazioni per il bicentenario. Ebbene, tutti quanti noi siamo i protagonisti di questo passaggio storico dal secondo al terzo secolo di attività dell'Arma dei Carabinieri. Lo siamo perché oggi noi in servizio, ma voi sino a pochi mesi, pochi anni fa eravate in servizio, ma sicuramente voi siete coloro che trasmettono anche i valori dell'Arma dei Carabinieri in un passaggio da un secolo a un altro di storia, ma che nulla cambia nella natura e nel servizio che i carabinieri svolgono a favore della collettività. E quindi la prima testimonianza che io colgo è la testimonianza dell'impegno dell'Arma in congedo a favore delle collettività, un impegno non inferiore a quello che era posto già nell'attività di servizio. La seconda testimonianza è il riconoscimento e l'apprezzamento delle istituzioni per ciò che il carabiniere fa ogni giorno. Sono state ricordate poco fa delle grosse operazioni di polizia, delle attività di indagini e indubbiamente sono quelle che più colpiscono anche perché portate all'attenzione dell'opinione pubblica, ma io voglio ricordare anche l'attività che ogni giorno, quotidianamente, il singolo carabiniere, la singola stazione svolge sul territorio. Un'attività difficile, impegnativa, caratterizzata da fenomeni delinquenziali nuovi
ai quali ci stiamo attrezzando e stiamo pronti a fare fronte. Un'attività che si svolge giorno per giorno, notte per notte, con grande sacrificio e anche a rischio dell'incolumità personale, e tanti esempi sono all'attenzione di tutti. Ebbene, testimonianza dell'apprezzamento che ci viene dato dalle istituzioni, per noi molto importante. Abbiamo bisogno di sentire che le istituzioni ci seguono, ci apprezzano, ci conoscono e sanno quello che è l'impegno gravoso che i carabinieri, le stazioni e ciascuno di voi compie sul territorio a favore della collettività. E infine voglio concludere con una terza testimonianza, che è quella dell'impegno di noi carabinieri in servizio, che prendiamo esempio e insegnamento da voi, che siete stati i nostri maestri, e io questo lo posso dire nei confronti di tanti ufficiali superiori che mi hanno preceduto nelle mie incarichi di responsabilità, ma anche ricordando tanti miei collaboratori che mi hanno insegnato a fare il carabiniere. Noi impariamo a fare i carabinieri, a fare gli ufficiali nelle scuole, nello studio, i marescialli nella scuola marescialli, ma la verità è che poi il mestiere lo si impara sulla strada seguendo coloro che fanno bene, e voi, nostri maestri che ci avete preceduto, tanto ci avete insegnato e tanto ci insegnate ancora. E allora io oggi voglio testimoniare a voi quello che è l'impegno dell'Arma in servizio per il patrimonio che voi ci avete consegnato, un patrimonio fatto di gloria, di dignità, di sacrificio, sicuramente è dato in buone mani. Noi ci impegneremo, noi militari in servizio, insieme a voi militari in congedo, perché questo patrimonio sia sempre accresciuto e sia sempre a tutto beneficio delle collettività che noi siamo chiamati a tutelare e a proteggere. E quindi termino con un augurio, che è quello di incontrarci presto tutti in un prossimo raduno. Non so quando sarà, non so dove avverrà, ma sicuramente saremo ancora tutti quanti insieme per condividere questo momento che, voglio dire, è un momento che ci vede veramente come una grande famiglia, una famiglia della quale tutti ci sentiamo parte, della quale tutti siamo parte, e che in questo momento vive in questa piazza, in questa città, e vive di uno spirito unico che tutti ci accomuna. Grazie signor Generale. Ma adesso ufficialmente il raduno sarebbe terminato, soltanto che approfittiamo dell'occasione di avere qua il generale Federici. La sua voce, la sua presenza, il suo modo di fare ha colpito l'animo di tanti carabinieri. È giusto che in un giorno come questo la sua voce sia ancora con noi. Grazie signor Generale. Grazie a voi. Solo due parole, ma non posso non esprimere la gratitudine ai 3 ispettori che ci hanno fatto trascorrere una giornata straordinaria. Facciamogli un applauso ai 3 ispettori. E poi una sola riflessione. In una stagione in cui noi assistiamo alla diffusione del crimine in tutte le sue manifestazioni ed espressioni, io credo che l'Associazione Nazionale Carabinieri mai come oggi possa costituire veramente un punto di riferimento sociale indispensabile per educare alla legalità con l'esempio innanzitutto e attraverso iniziative nelle scuole, nelle comunità. Ed ancora, io credo che l'Associazione Nazionale Carabinieri abbia tutti i titoli per rispolverare una parola dimenticata o quasi dimenticata, e questa parola è il dovere. Dovere di fare il proprio dovere, dovere di servire, dovere di essere onesti, dovere di rispettare le istituzioni, dovere di rispettare gli altri, dovere di ricordare la memoria. E concludo con un augurio di tutto il bene possibile all'Arma in servizio, di tutto il bene possibile alla nostra amatissima patria,
a queste 3 straordinarie regioni nelle quali ho avuto il privilegio di vivere e un augurio di tutto il bene possibile all'Associazione Nazionale Carabinieri. Tanti auguri, grazie di questa giornata, buona giornata. E per l'Alba, hip hip urra! Hip hip urra! Hip hip urra! Come tanti raduni, al termine di esso vi è sempre uno scambio, di un trasporto, di un gemellaggio, di una amicizia fra coloro che sono stati ospitanti e coloro che sono stati ospitati. Per cui al termine di questa manifestazione vi sarà la consegna da parte del sindaco di Belluno Jacopo Massaro delle pergamene di gemellaggio agli ispettori del Trentino Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Prego, signor Sindaco. Prego, ispettori, venire avanti, un passo avanti, avvicinarsi al Sindaco, l'ispettore del Veneto, generale Annibali, il colonnello Tullio Latina, il generale Ladislao Michele, e da parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri, proprio da parte dell'ispettore, ma che consegnerà a nome del Presidente nazionale, della Presidenza nazionale, un attestato di benemerenza al Comune di Belluno, proprio per l'amicizia, per la collaborazione che ha dimostrato per questo evento. Vedo che abbiamo dato lavoro anche ai fotografi. Prima di dichiarare la chiusura ufficiale del raduno, volevo ricordare 2 cose. Vedete, di là, di fronte, sotto i portici, vi è da parte delle poste italiane un gazebo nel quale alcuni funzionari da stamattina stanno emettendo degli annulli particolari che ricordano e commemorano l'evento di questa giornata, per cui chi è interessato può rivolgersi di là. E poi volevo ricordare che vi saranno tante, ma tante manifestazioni nei prossimi giorni per il 25 aprile, 28 aprile e così via. Tante manifestazioni in cui l'associazione sarà presente. Però volevo ricordare un particolare evento che avverrà il 31 maggio, mi è stato segnalato, a San Bonifacio, dove oltre un raduno provinciale dell'associazione vi sarà il secondo raduno interregionale dei nuclei di volontariato, per cui proprio per sottolineare questo aspetto che è molto importante, che sono stati configurati negli interventi del generale Ricciardi, del presidente Zaia e del generale Federici, vi auguro di partecipare e di essere vivi a questi raduni. Arrivederci e grazie. Cominciamo a tagliare la tassa, iniziamo 47 euro.